Famolo un po' di casino, cazzo, dai! Mettono sempre sto leggio quando, non so che cazzo, c'ho i miei poeti che devono leggere, ma a chi serve sto leggio? Come stiamo, ragazzi? Oh, vi sento belli carichi, dai, abbiamo bisogno di questa bella carica. Raga, per applauso, chi è che non è mai venuto a una serata di Comedy Clash? Ok, ho chiesto per applauso, qui in 4 hanno fatto così e non so come prende sto. Cara, sei una neonazi? Come ti chiami? Cara, lei. Mo, tu stai in transizione, dopo ne parliamo, fammi un attimo. Ciao cara, come stai? Tutto a posto? Oh, sì, bello, ma richiesto, non me lo chiede mai nessuno. Come stai, cara? Stai bene? Stai con questa tua bella amica? È la tua fidanzata. Allora, già nella mia mente stavate sforbiciando. Già adesso proprio è un sogno che si avvera, raga. Questa è una cosa meravigliosa. Cioè, ci sono due lesbiche buone, ragazzi. Facciamo un applauso. Incredibile. Io non avevo mai visto una cosa del genere. Pensavo fosse come tipo gli unicorni, che non è. Che figa, che l'unicorno, cioè, sarebbe lo strapon. Mi state a seguire quando parla, raga? Seguitemi, ok. Dove si incontrano le. Siete di Roma, ragazzi? Dove si incontrano le lesbiche nella società romana? A Roma Nord, ok, giustamente, perché a Roma Sud sono omofobi. Roma Nord se magna la fregna. Spiegami, non conosco questa differenziazione di Roma per quanto riguarda la lesbicità. In realtà è una? Cliché. Ok. Tu sei avvocato e tu sei la segretaria, diventa sempre più porno sta cosa. Io non vorrei fare uno spettacolo col cazzo dritto, ragazzi, però applauso ai pervertiti. Questa è una storia meravigliosa, non voglio parlare di nient'altro stasera. Va bene se parlo. Come? Ma che banale, lesbiche di solito capelli corti, maglietta de merda e quella lesbicità. Invece siete due fighe incredibili. Guarda, questo tu te pensavi che rimorchiavi stasera, invece no. Lei sta guardando alla pischella che sta davanti, che si chiama? Come? Miriam, ciao, parli sottovoce sempre così? Sempre così, non essere timida, cara, io si scherza, eh. Ma un'altra coppia. Ci sono eterosessuali in sala? Voglio. Ma che era la serata a tema che non. Mi dovete dire queste cose, raga, presento. Che meraviglia. Pure qua dietro voi due? Ah, te sei un uomo, scusi, non ha. E te sei vestito da lesbico, che cazzo ne so? Ecco, vedi, lui era lo stereotipo da lesbica. Non è vero, è un bel ragazzo. Cara, tu sei bisessuale che stai con lui, come? Com'è? Sei una coppia pure molto giovane, vi siete conosciuti tipo all'università, no? Su Instagram. Su Instagram pure sei rimorchia, è diventata una dating app. Che figo, chi ha approcciato lui? Ma che c'ha? Maglietta dell'Inter? Sì. Non a caso? Perché non a caso? Ah, c'è tutta una storia dietro? Ieri avete vinto lo scudetto? Ah, io non ero informato di queste cose da gay, appunto. Non ero. È proprio serata a tema oggi, vedi che bello? Ok, non ero consapevole di questa cosa, ragazzi. Ragazzi, a voi piace il calcio? No. A te no, perfetto. Che ti piace? Per cazzo, te pensi? No. No. Perché a sto punto devo dedurre che è quella serata. No, fai sport? Perché sei bello fisicato, cioè. Ah, tennis, ok, hai visto Sinner ha vinto la cosa. È uno sport più alto. No. Lui è forte, sì. Tu giochi pure. Come. Gli vuoi dire a loro che sono patiti di calcio perché dovrebbero seguire il tennis invece del. Segui pure il tennis? Questo è un ottimo argomento che ha preso. Cioè, poteva dire tipo il fomento della cosa. La pallina è bella colorata, è proprio bella. È serata a tema, non sapevo, vedi che bello. C'è il dottore là con la maglietta bianca, non ci abbiamo parlato, come si chiama il dottore? Buonasera? Daniele, perfetto. Daniele, con questa camicia bianca sembri un infermiere che ammazza i suoi pazienti. Fai il cameriere? Non ti sei cambiato prima di venire? Sei venuto diretto da Piazza Navona?
Vedi che bello. Lui pure lavora con te? Siete amici però Ah, siete fratelli, vedi che bello. Come? Fratelli veri. E questi che vanno in giro a dire che sono fratelli, non sono fratelli. Che cazzo vuol dire? Una bella storia questa. Vedi però che bello, fate uscite insieme, fare pure un sacco di cose belle. Leva qua quel gomito, è lesbica, non puoi... Ah, stai comunque comodo, ok. Gli puzza le ascelle? No. Non lo sento, lei proprio dal cazzo, proprio zero. Ragazzi, single? Ok, mo vi troviamo da scopata, dammi un attimo. Allora, per quanto eterosessuale oggi è un po' difficile, però c'è una coppia bellissima che sembra proprio come un jazz club, vedo ragazzi, con un'ombra molto bellina qua, come si chiama il dottore? Jacopo, che sta con la bellissima? Sì, vabbè. Lui ti ha invitato alla serata a tema e... Migliori amici di che contesto, ragazzi? Lavorate insieme? Eh? Al liceo? Mazza, scusa, manco te vedo, però tu, cara, sembri molto giovane, manco se chiede alle donne quanti anni c'è. Quanto pesi? Per curiosità, Non risponde perché non risponde. Care, che liceo avete fatto insieme? Scientifico, l'ho fatto pure io, che non sapevate che fa, quindi, ma oggi fate un lavoro a cui vi ha portato lo scientifico, che fai te? L'agente immobiliare, che è la prima materia dello scientifico, no? Tutta matematica, ok. Ce l'hai un po' da agente immobiliare figo che ci provo con quelle che si vedono a casa. Cara tu? Dentista, perfetto. Vale come dottore dentista o è tipo... Cioè, allora, non lo so, dentista stai dottori come ingegneria gestionale, stai ingegneria... Non so se vale. Tu, cara, ti reputi una dottoressa? Sì, ok. E ti piace il tuo lavoro? Qual è la cosa? Lì c'è partita una discussione sui dentisti. Qual è la cosa più bella di fare dentista, cara? Hai detto? Il guadagno, vedi la passione che ti ha portato. Ma quelli dello scientifico sono tutti così purtroppo, non c'hanno sbocchi nella vita se non i sordi. Tu, caro agente immobiliare, ce l'hai a bamba stasera? Sei un... non te fai? Lavori anche senza? Giustamente. Però vabbè, a te piace questo lavoro, no? Ok, pure la passione ce l'ha pure lui. E quindi, migliori amici, raga, allora io ve lo dico per... sei sposata? Io non stavo per di niente, tu hai messo... Sembri molto colpevole mo che hai detto sta cosa. Non so se ci abbiamo di tutto stasera, tra l'altro, se cerchi quello che cerchi... Dove sta il marito? In missione? Allora, io me ne sono inventate tante di cazzate nella vita mia, ma in missione non mi ero mai inventato. Dove ti ha detto che stai in missione? Dove ti ha detto che stai in missione? In Hormuz. Che cos'è? Senti, lui ha la cultura del Golfo vicino alle petroliere, ok, cioè lui ti ha chiamato al telefono, ti ha detto guarda sto entrato dentro sto buco e è andata così, vedi che bello. Ma fa il soldato, che fa? Pilota dell'aeronautica, lo stai a dire con un po' di saccenza, te la stai a tirare questa cosa che fa? È così che ti ha conquistato per la divisa? No? Pure lui ha fatto il liceo con voi? Guarda che quelli dello scientifico pilotano pure, che cazzo vuol dire? Vabbè, perché lui non ha fatto il liceo, è andato direttamente in aeronautica. Ha fatto il liceo. Allora che cazzo vuoi? Io devo fare il liceo. Che liceo ha fatto lui per fare l'aeronautica? Che fa? L'Annunziatella? Che è il nome dell'osteria sulla Tiburtina. Guarda che lui si è inventato tutto, io ti sto per salvare stasera. Si è messo insieme, guarda lui che gli versa il vino, bevi. Che meraviglia, ragazzi. Io non voglio rompere il cazzo a nessuno, ragazzi, non so se avete capito questa cosa, io voglio solamente conoscere perché abbiamo una bella serata davanti, ho 6 comici stratosferici che oggi voglio presentare, c'è pure tra cui una guest star, non so se avete già capito chi è, non importa, non fate spoiler e tutto quanto, voglio solo parlare con l'ultima coppia di persone. Come si chiama la signorina Bella Mora che sta là? Sei te, cara, ti ho fatto un complimento, Federico. Sto a posto? Stai con questa bella signorina vicino?
È un'amica. Raga, io non è che accuso la gente di essere lesbica, se siete lesbiche va bene. No? No, ok. Pure tu sei occupata? No, tu sei in cerca. Ok. Allora. C'ho un cameriere e Dahmer. Beh, chi mangia la fregna meglio di Dahmer? Sapete, no? Ragazzi, io ho importunato abbastanza. Se siamo carichi, io andrei direttamente a presentarvi il primo comico della serata, che tanti lo conoscono perché ogni tanto si presenta qua. E allora, però io presento il primo comico se c'è della carica in sala, se no continuiamolo, questo bellissimo applauso per il primo comico della serata, per voi Daniele Bassi. Continua l'applauso per Tiziano Bella, vai. Ma è bello che dopo l'intervento di Tiziano, tutta la serata, tutta la platea starà tutto il tempo, cerchiamo di far capire quello che ci piace ciuccià o leccà. Dobbiamo far capire il nostro orientamento sessuale stasera, la nostra missione. Come state? Per stare belli carichi, stare belli... Niente, l'energia è tutta morta, è diventata, non lo so, Eurobet alle 2 del pomeriggio, con i tossici, i vecchietti, cade serena. Ormai qua vanno fatto secchi, io non vi romperei oltre i coglioni. Cioè, quella coppia non va a toccare a voi. Voi due, uno e due. No, come vi chiamate? Come vi chiamate? Fabio. È una società SRL. Fabio e Martino. Da quanto state insieme? Tesoro, quando vuoi, perché io lo vedo bello tendente a destra questo lui, lo vedo... Dio un po', da quanto stiamo insieme? Da quanto state insieme? Cioè, è fresca. Ancora vi fate le coccole dopo le scopate. Sì. E com'è stato il primo appuntamento? Regà, io giuro, io non vi voglio, non è per cattiveria, cioè se voi ne sapete le cose basta dirle, però è la vita vostra. Com'è stato il primo appuntamento? Dove? Guarda, mi faccio domande, va bene? E pub dopo. Te stai a confondere che hai schimerato con amici tua qua sera, secondo me. Come la conquistare a lei? Col supplire al telefono? Che cazzo, come hai fatto? Che bello, vi state a divertire solo voi stasera. Solo voi. Va bene, parlo della mia. Io ho avuto un appuntamento brutto. Cioè loro, brutto però... Sono certi, io dico che è brutto, serio, nel senso, sono single, sono single da un po' e non uscivo con una ragazza da un pochino, a 3 sera sono uscito con una ragazza, l'ho invitata a cena fuori, io sono andato a prendere sotto casa, in macchina per farla sentire a suo agio, gli ho detto guarda metti quello che cazzo ti pare su Spotify, vai tranquilla. Lei ha staccato Spotify e ha acceso la radio. E io ho fatto sto silenzio, ma non ho detto un cazzo perché qua sera io lo scopà, quindi l'ho fatti i cazzi mia, però dopo qualche minuto ho detto ma com'è hai levato Spotify? È che a me mi piace la casualità della musica e mi piace, sono affascinata dai DJ. Io per casualità mi sarei voluto cappottare all'Arco Preneste, con che cazzo sono uscito? Con Amish. Gente ferma la tecnologia del 1600, non so, cioè, se la portava a casa, vedeva il frigo, una ghiacciaia elettrica! Noi mettiamo tutto sotto sale. Ci andiamo a finire a letto, le ha portato il budello di pecora. Purtroppo siamo arrivati al ristorante, abbiamo ordinato da bere, lei è un tipo di persona un po' troppo espansiva, parecchio espansiva. Cioè, sta cosa del Covid che c'è stata, no? Cioè, se ci pensi che stavamo sempre chiusi dentro casa, non potevamo uscire, il coprifuoco, zitti, poi
Cioè, se ci pensi, tipo come Anna Frank. Sì, solo che Anna Frank non poteva strillare al balcone. Ce la faremo! Non contenta, ha continuato. No, una cosa che mi dà fastidio dell'ex mio è che ogni volta quando facevamo amore lui tutto il tempo mi diceva quanto sei troia. Quanto sei troia? E mo ripeteva finché non gli rispondevo. Io ho empatizzato con sta povera ragazza e ho detto ma perché? Cioè allora se uno si organizza ti puoi fare di budrillona, testa di cazzo, faccia di merda, come ne pare? Però così a secco sei un po' uno stronzo, no? C'è sta un iter da seguire. E ho immaginato sta povera ragazza che fa l'amore. Immaginate una bella ragazza, non mi cagate il cazzo. Immagino questa che fa l'amore e questo dietro. Quanto sei troia? Quanto? Quanto sei troia? Boh, 7. 7 e mezzo. Posso chiamare a casa? Non è per niente, però. Cioè, a questo punto fammi i gemiti, no? Però non mi schietti, siamo un po' testa di cazzo. L'uomo che geme è Erminotauro, è una leggenda, non esiste. Ci stanno le incisioni nei bagni dei ragazzi, nei licei. Una volta Fabrizio ha fatto un gemito a letto, poi mi ha suggerito, mi ha detto che era rutto. Non è per niente, ragazzi, noi quando facciamo i gemiti a letto sembra una gara dei rutti fra facoceri. Fa schifo al cazzo, fa schifo al cazzo. Voi ragazze bellissime. Le ragazze quando fanno i gemiti io paragono al teatro dell'opera. Bellissimo, con i vestiti lunghi e tight, no? Che entrano dentro al teatro, arriva la maschera. 32B, prego. Bellissimo, bellissimo, stupendo. Gemino maschile io ho paragono la stessa cosa, teatro dell'opera, però si presenta questo caduta del Marsiglia, la patacca di sugo, la Coca-Cola gelida, si siede, fa una sorsa e si caga addosso. Stessa cosa, stessa cosa. Facciamo dei suoni a letto, facciamo qualcosa, no? Che sembra che qualcuno gli ha dato ragione durante una conversazione. Ho trovato 2 euro sul tardivano. Vedi? Per questo che stiamo zitti. Però di solito noi quando stiamo zitti, voi di solito. Chissà che sarà a pensare. Che è una domanda lecita se il tuo partner ha un'età compresa tra i 18 e i 25 anni. Perché un ragazzo over 25 che fa all'amore non ce l'ha il lusso di pensare un'altra cosa. Allora, l'avete visto tutti Inside Out? Volevate venire stasera? Sì, raga. No, mi sta a venire il dubbio, cioè perché magari so io. L'avete visto tutti Inside Out? Che bravi. Ok, vediamo che succede nella testa di un ragazzo over 25 che fa l'amore. Allora, avete presente Inside Out, no? C'è il desk con tutti i pulsanti e le emozioni intorno, no? In quel momento, mentre il ragazzo over 25 fa l'amore, tutte le emozioni stanno premendo un solo unico pulsante, grosso, rosso, che fa la luce, enorme, stanno tutte là, tutte, e sul pulsante c'è scritto cazzo duro. E stanno tutte là, tutte, dalla prima all'ultima, e c'è sta paura. Non ti sboscia, non ti sboscia, non ti sboscia. Rabbia, ma se l'è presa la creatina, sto deficiente stamattina. Disgusto. Ma davvero se sta mascova una dell'unico sano? Gioia, è il momento più bello della mia vita, vorrei che durasse per sempre. Tristezza. Siamo venuti. Questo è quello che secondo me succede nella testa del ragazzo per 25. Comunque poi la serata è finita, l'ho riaccompagnato a casa. Sotto casa io accompagno sempre la ragazza al portone, no? Per educazione. Quando io stavo davanti al portone ci siamo salutati, 2 bacetti così, però ha lasciato la mano, no? Mi vedete tutti? Sì. E mi stava più per culo per prima, struzzi.
E mi faceva questo, no? Mo, per me questo significa sali su a casa che ti prendo il cazzo fino alle palle, me lo ingoio tutto quanto, no? No, no. Per me sì, vaffanculo. Questo è tuo padre orgoglioso di te, questo è tuo nonno quando gli calpesti i pomodori all'orto, ma questo è ti ciuccio il cazzo a morte, ok? Io ci ho provato come un petalo di rosa, non è che... No, come un petalo di rosa, ho provato a dargli un bacio. Io sto cercando nuove amicizie. Pure io. Sto cercando gente per calcetto. Ragazze, dovete essere sincere, mi dovete dire l'ultima volta che vi siete acchittate al capello il trucco e carze, il tacco, vi siete guardate allo specchio. Stasera lo troviamo, il quarto per buraco. Io vi ringrazio, questo era il mio tempo. Fare più casino, di più, nel prossimo comico, Niccolò Cometto. Daniele Bassi, fatelo scena di più! Urletti! E fatelo di più perché ho scopato, su! E dai, cazzo, e vai, porca puttana! 7 mesi fa, a Palermo tra l'altro, quindi non credo valga a scopare con i menomati, no. Sto scherzando, a me piace molto Palermo perché è simile a Roma, ma senza i sensi di marcia, quindi è Napoli, no? E stavo facendo l'amore con questa ragazza che mentre mi mettevo il preservativo mi guarda con un sorriso incredibile e mi fa: che bello Niccolò, sei la prima persona che porta il preservativo. A quel punto io ho preso un altro preservativo e l'ho messo sopra il preservativo precedente perché non mi fotti testa di cazzo, vaffanculo. Sono stanco, non dormo molto di questi giorni perché, non so, sento un sacco di rumori strani dai miei vicini che non ho capito se hanno una figlia adolescente o un lupo mannaro in casa, ma dalle macchie di sangue che lascia sulle scale potrebbe essere entrambi. Ok, questa la buttiamo, perfetto. Era Carlotta, lo sapeva. No, però le occhiaie mi stanno aiutando un botto per scopare, perché sto scopando con una ragazza a cui piacciono i panda. No, raga, ci sta, cioè, capisco perché le piaccio io, sono peloso, ho le occhiaie, il mio cazzo sa di bambù, sono un panda, sono io. Ho recentemente cambiato psicologa, cambiare psicologa è un po' come cambiare ragazza. Spendi un sacco di soldi per conoscere una persona da capo. Quando esisteva una persona che già ti conosceva, ok? Che l'unico motivo per cui è finita è perché ti conosceva. La mia psicologa nuova è molto brava, raga, è veramente bravissima, è incredibile. Sapete come si misura la bravura di una psicologa? La bravura di una psicologa si misura con la velocità con cui riesce a farti piangere. E alla prima seduta, dopo mezz'ora, raga, io stavo devastato, cioè stavo distrutto, cioè non provavo così tanto dolore dalla morte di Mufasa, stavo rotto, ok? Avete presente quando ti sei lasciato, quella situazione emotiva in cui ti sei lasciato da un giorno con l'amore della tua vita e stai facendo il giochino, quello delle lettere con la lattina, e esce la sua lettera che non si sa perché è sempre la S di sta puttana. Tra l'altro fai un applauso a sta puttana, dai. Tra l'altro ho fatto un reel con questa battuta e la mia ex mi ha messo mi piace. Perché è una puttana, esattamente. Allora, ho cambiato psicologa e ho 2 reazioni dai miei amici. Ci sono le mie amiche che mi dicono: ma dai, di che scuola è?
Cognitivo comportamentale? Ma dai, pure la mia è ascendente? Non funziona in questo modo, credo. E i miei amici che mi fanno, oh sì, è una psicologa donna, Pisello, oh è incredibile, non c'hai paura del transfer? Perché i miei amici sono un incrocio tra il cicalone e Freud, sono un... Allora, la mia psicologa è, come lo spiego, la mia psicologa è una donna sposata, ok? Una donna sposata molto attraente per carità, ma sposata con 2 figli, quindi io non ho paura del transfer, cioè transfer vuol dire che ti innamori del tuo terapeuta, ok? Quindi la mia psicologa è una donna sposata con 2 figli, io non ho paura di innamorarmi di lei, io sono sicuro che mi innamorerò di lei. C'è questo, ma continuate che c'ho una chitarra, vai. Ho scritto una canzone per conquistare la mia psicologa, si chiama Ho l'ansia e vorrei che voi la cantaste con me, fa così. Ho l'ansia, ci siamo, scena, è facile. Ho l'ansia, di nuovo. Ho l'ansia, ancora. Ho l'ansia, ci siamo. Tranquilli, è una canzone allegra. A volte vorrei morire male. Io faccio il tifo per il riscaldamento globale. Per questo faccio le puzzette. Perché do una mano in questa guerra alle mie sorelle, le mucche. Io sono stanco di stare in ansia in ogni cazzo di circo. Scusate, se vedo dell'acqua sul pavimento del mio bagno, penso che è stata la mia ragazza che ha scopato con un altro nel mio bagno e ha squirtato, anche se non viviamo insieme, mi ha rubato le chiavi di casa, è entrata nel mio bagno, ha scopato con quest'altro, ha squirtato, poi è anche rimasta incinta, ma il test del DNA dice che il figlio è mio e poi il figlio nasce alla faccia di Gerry Scotti. Io ora ho l'ansia ogni volta che sento una canzone cantata da Gerry Scotti, per questo ho... mani! Ho l'ansia, ho l'ansia, ho l'ansia, Se vedo un chiodo nella gomma della mia auto, io penso che sia stata la mafia dei chiodi che sta fallendo per colpa di chi come me usa le colle da mobili, perché con le colle da mobili i ragazzi mobili cadono. E tra l'altro chissà come si chiama la colla da mobili più famosa? No, la Mille Chiodi, infatti lei è lesbica, come, esattamente, confermate voi due in prima fila che lei si chiama Mille Chiodi, ma tra l'altro, cioè, che nome è Mille Chiodi per una colla da... cioè, tu una mensola la tiri su con 2 chiodi, no? Cioè, se ci pensate, Gesù l'hanno crocifisso con 3 chiodi. Quindi con 1000 chiodi ci crocifiggi 333 messia. E ti avanza un chiodo. Oh l'ansia, oh l'ansia, oh l'ansia, oh l'ansia. Una volta ho fatto sesso. Una volta a Palermo 7 mesi fa. È stato bellissimo, tipo solo per me. Rassicuro la sifilide, me l'ha detto il mio dottore. .it, che poi It è un film che non posso vedere perché altrimenti non dormo la notte. Io qua mi fermo un attimo perché, raga, io ho fatto una rima incredibile tra IT, estensione del browser, e It, romanzo di Stephen King, o come lo chiamano a Napoli, Stephen Hawking, esattamente. Quanti non possono vedere i film horror perché altrimenti non dormo la notte? Fate caga sotto. Io per film horror intendo la televisione. Mi spaventano un sacco le torri gemelle. Nel 2001 l'ho detto a mio zio Osama, le ha distrutte. No, allora questa canzone si conclude in un altro modo, perché io vorrei dire che grazie al cazzo che la nostra generazione ha l'ansia, e quindi io vi dico delle cose e voi mi dovete rispondere grazie al cazzo che c'ho l'ansia. Ci siamo pronti, riproviamo, io dico un'altra cosa e poi ok. Io sono nato nel 1994, anno in cui è nato anche il più grande governo italiano, quello Berlusconi. A 9 anni avevo paura degli attentati.
A 21 anni ero ancora vergine. A 27 anni hanno dato uno schiaffo a una cinese e ci hanno chiuso in casa per 3 anni. E ora c'è la guerra in Iran, si alzano i prezzi della benzina, la guerra in Ucraina che continua ad esserci, altre 56 guerre nel mondo. E comunque la cosa che a me mette più ansia è che in 3 ore Ultimo ha fatto 250.000 prenotati. Regà, ma porca puttana! Grazie al cazzo che c'ho l'ansia! Grazie al cazzo che c'ho l'ansia! Grazie al cazzo che c'ho l'ansia! Grazie scena! Ma è un cazzo! Un cazzo di casino per la prossima comica, signori e signori, mia sorella Chiara Pichieri! Rigorosamente! Ci vostra. Oh! Buonasera scena! Ancora per Niccolò! Bene, come state? Allora io parto subito con una domanda. Volevo sapere, prima ho sentito un po' di queste coppie. Voi siete le lalle super buone poi, veramente. Ma somigliate pure. Sorelle o lalle? Lalle, sorelle. Sono lalle, no sorelle. Oh, scusate, mi sono intoppata. Ok, a parte loro abbiamo altre coppie in sala, come va la relazione? La bomba. Se qualcuno alzava la mano, no, è la ragazza che sta a pulire la cucina, a posto. Veramente? Niente? No, raga, ma non vi preoccupate perché è colpa dell'altri. Ok? È sempre colpa degli altri, in particolar modo è colpa della società. È un momento difficile che stiamo vivendo, ma è difficile per tutti. È difficile per un adulto, è difficile per un ragazzo, per una ragazza, è difficile per un bambino, per una bambina, è difficile per un embrione, per un feto, per una feta, è difficile per un ovolo fecondato, insomma è difficile scopare. O meglio, è facile scopare, ma è difficile con la stessa persona all'interno di un, non lo so, progetto di vita. O almeno io, gli ultimi 3 ragazzi con cui sono uscita qua a Roma, tutti e 3 al primo appuntamento: oh, ciao, guarda, te lo dico subito, non voglio una relazione. Ma chi te se incula? Ma che modo è poi? Ma non è che subito così al primo appuntamento. Però ragazze, non vi preoccupate, perché adesso su Instagram abbiamo le love coach, ovvero queste ragazze single che fanno dei corsi per donne single, e già qua mi farei una domanda, dove propongono delle frasi motivazionali da ripetere a se stesse, sostanzialmente per non ammazzarsi. E queste frasi sono del tipo: io lo so chi sono e so quanto valgo, io lo so chi sono e conosco il mio valore. Io mi amo, mamma mia quanto cazzo mi amo. E se ripetete ragazze queste frasi tutti i giorni, per 3 volte dopo i pasti, davanti allo specchio, poi va a appare la figura di Giorgia Soleri capovolta con le ascelle rigogliose. Provate. Uomini vi vedo preoccupati? No, non vi preoccupate, perché abbiamo la soluzione anche per voi. Un mio amico l'altro giorno mi ha avviato un link, io non ci potevo credere, ma esistono i corsi per recuperare la libido a soli 600 euro al mese. Te ritrovi sotto un ponte ma a cazzo dritto. Decidite. Allora, sti cazzi. E poi, per farci incontrare, che si sono inventati le app di incontri. Ecco lei che fa sì con la testa. Quale usi, cara? No, uso io. T'à a posto? Ah, ok. Ho toccato un tasto dolente? Oddio, scusa. Vabbè, guarda, anch'io lo usate per un breve periodo, perché io comunque faccio la maestra di scuola elementare, quindi, cioè, con chi sceglievo? Con papà? No, non si può. I bidelli? Mo si chiamano collaboratori scolastici. Ma sempre il brasiliano è, ok? Tu lo puoi chiamare, ma quello è. Con gli insegnanti di educazione fisica? Già sono diventata campionessa di mini basket. Quindi ho usato le app e uscivo con questi tipi che lavoravano in azienda dalle 8 alle 20, i classici counselor management. Per applauso, quanti counselor management, come cazzo si chiamano, abbiamo in sala? Vediamo. Vai, qualcuno c'è tanto.
Non c'è nessun assistente alle vendite? Veramente? Nessun Accenture? Un dipendente di Trenitalia? Un cazzo? Veramente? Allora fatemi un applauso! A maggior ragione, siamo liberi! Free dal management! Bellissimo! Invece uscivo con questi tipi e mi annoiavo un sacco perché mi parlavano con questi termini. Verosimilmente, al netto di, fermo restando, a fermo restando mi si sono chiuse le tube di falloppio. Definitiva. Però questi qui mi offrivano per i cene dopo cene, e allora là io ci ho avuto un'illuminazione. Io le app per scopà le uso per mangiare. Qualcuno ha detto già sì? No, Tinder, Bumble, Hinge. Questo è qua. Una volta uno gli ho detto, se vediamo alle 5? Perché? Volevo un gelato. Oh. Mi mancava la merenda. Così ho chiuso il cerchio. Poi la cosa che più in realtà mi ha divertito delle app era quella di leggere le bio. Sapete cosa sono, no? Poco spazio per descrivere te stesso. Già sbagliato, comunque, a leggere le bio. Una volta incappo in questo che aveva scritto a caratteri cubitali: sono molto educato. Allora, prima di tutto, che cazzo te urli in caps lock? Dopodiché prendo e gli scrivo in privato: a stronzo. Lo volevo testare. Ma lui mi scrive: non si dicono queste cose. Era davvero educato. Infatti non ci sono uscita. Dopodiché c'ho avuto un periodo fasci e voi direte: ma come? Purtroppo non me ne ero accorta, ma avrei potuto cogliere dei segnali del tipo: erano tutti pelati. Eccolo. Ciao fratello. Oh. Erano tutti pelati, mettevano like alla pagina Welcome to Favelas e poi a letto mi menavano. Però posso dire di aver fottuto il fascismo. Sì. Almeno questo. E poi ho avuto la svolta sportiva. Questa è durata pochissimo perché una mia amica mi aveva detto che così col trekking, climbing, swinging, squirting, non lo so, comunque qualcosa succedeva. Allora vado a fare sto trekking. Certo l'approccio è un po' difficile, sudata in vetta. Scusa, ma c'è stai domani sera? Verosimilmente sì. Verosimilmente. Ma tu mi sei un counselor management travestito da fricchettone. Cioè, il peggio della specie, eppure qui l'avrei potuto capire, perché questo non c'aveva i Quescia, c'aveva i Salomon, quelle che costano 3.500 a ciabatta, cioè, veramente, veramente il peggio. Colui che io chiamo l'homo habilis, perché vabbè, ve l'ho detto, io faccio pollice opponibile, io faccio la maestra, adesso stiamo a fare gli ominidi, sto in fissa, quindi per me chi fa, mi sono fatta questa domanda: come sarebbero gli ominidi ai tempi d'oggi sulle app? Allora, come vi ho già detto, chi fa arrampicata è l'homo habilis, il vecchio caro Homo habilis che si è trasformato in questi tizi qua. L'homo ergaster era quello che aveva scoperto il fuoco, vi spolvero questa cosa. L'homo ergaster è quello che non ti se incula, non ti scrive, visualizza tutto, ma ti manda la reazione col fuoco. E tu devi stare a fare le braccia a Pasquetta. Homo ergaster, è quello il posto tuo. E poi l'homo erectus, quello il primo che è stato in posizione eretta. Facile, lui ti manda il cazzo in chat. L'homo erectus dei nostri giorni. Sì, questa era chiamata. E poi, raga, sono difficili le relazioni anche per il tempismo, vero? A volte dice uno non si trova nei tempi di vita. Ma voi che vi state a carazzare pure la luce valgo? Chi cazzo siete? Ah, l'altra? Sorelle, lalle? Altre sorelle. Che bella. Ah, ve l'aveva detto prima Tiziano. Benissimo. Dicevo... mi sono persa con le sorelle Lelle. Ah, no, ci sto. Che io ho lo stesso ho un tempismo di merda nelle relazioni. Lo stesso delle adolescenti nelle serie TV americane, quelle mezze musical, che dopo 12 puntate finalmente stanno al ballo di fine anno con lui. Se stanno per baciare, ma parte una canzone, e dato che è un musical, lei deve correre sul palco, prendere il microfono. I will need together something more than a fire. E non vede mai più il cazzo. È così, mi sono molto proiettata a lei. E vabbè, comunque voglio chiudere dando una nota positiva. In realtà un appuntamento carino ce l'ho avuto. Torno a casa,
lui mi scrive subito e dico però io mo se gli rispondo subito gli faccio capire che a me mi piace, ma voglio una relazione, ricominciamo da capo, non c'è tempo. Quindi che faccio? Visualizzo e... che sto cogliona come te. Gli rispondo dopo 37 minuti. Così, per fargli capire che io c'ho un po' da fare, ok? Per fargli capire che c'è un po' da fare, che c'ho pure delle passioni, delle cose, delle amicizie. Rispondo con degli errori di battiture, scrivo, guarda senti, ci vediamo dopo, ok? Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, io c'ho da fare, non è che posso stare là attaccata al telefono a vedere quello che lui che fa, il tempo che mi visualizza, esegue incontri incrociati, se nel metro ha pubblicato altre storie con chi ha taggato, che musica ha messo, chi frequenta, che mangia. Oddio, ma chi è quella nafato in cui è taggato? Perché se davvero vuoi conoscere una persona devi vedere dove è stato taggato My Life. E mo chi cazzo è My Life? No! C'ho una vita piena io, c'ho una vita piena. Grazie, grazie. Che poi, non sarebbe meglio provarci davvero nelle relazioni? Sorelle Lelle? Confermate? Verosimilmente? Fermo restando, al netto di, io penso di sì. Grazie e vi chiedo di continuare questo applauso, fatelo per l'MC della nostra serata, Tiziano La Bella! Ancora per Chiara Picchetti! Ragazzi, abbiamo parlato delle relazioni e tutte cose. Io però sono andato a chiedere una cosa là dietro perché io non so... Che sono le Salomon? Scarpe da trekking? Che costano tanto? C'è una cosa fighetta da fare? Attenzione, c'è dissenso in sala. Io non so... No, perché io non ho mai capito sta cosa di comprarsi le cose che costano tanto. Io, cioè, mi vedete, no? Vedete quello che so. Io più di una persona quando sono salito sul palco ha detto ma è salito un senza tetto sul palco? Io ho quel tipo di look che allora io ho questo tipo di look che se io sto camminando sul marciapiede e davanti a me magari c'è una ragazza, no? E magari a sta ragazza gli scappa un po' da scureggiare, no? Hai visto che fai quando ti scappa da scureggiare? Ti guardi intorno per vedere chi c'è, no? E lei mi vede a me e scureggio uguale. C'ho quel tipo di look là, capito? Non ho mai capito sta cosa del lusso, delle cose. Ma allora, manco una settimana fa mi hanno cacciato da un albergo a 5 stelle perché ho pisciato dentro la piscina. Però non penso di essere stato l'unico a farlo dal trampolino, non credo. Non c'ho tanto stile quanto il prossimo comico, che tra l'altro oggi ragazzi è una wild card, cioè un comico che fa parte di un altro collettivo che però oggi lo accogliamo con calore. Ce l'abbiamo questo calore per accoglierlo? Per voi Pasquale Corrasi! Continuate l'applauso per Tiziano La Bella. Buonasera a tutti. Sono proprio io, sono la wild card di stasera. Non so quanti di voi stavano aspettando me stasera. Io ho il tipo di look che quando una donna deve scorreggiare per strada vede Tiziano, poi fa me la tengo per quel coglione con la polo grigia lì davanti. La faccio più forte davanti a lui. Bene, io non sono di Roma, però ho vissuto a Roma per un po', mi sono fatto 6 mesi a Rebibbia, non nel carcere di Rebibbia, ho vissuto 6 mesi in una soffitta a Rebibbia. Vorrei potermi permettere una cella a Rebibbia, ma non posso. Quindi ho imparato ad apprezzare la metro B. Quanti della metro B stasera per applauso? E andiamo la prima fila, solamente la prima fila, e qui abbiamo tutta metro A. È il derby. Qualcuno ha fatto? Io prendo la metro A, cazzo. Non credo ci sia qualcosa di... Va bene, io ho preso la metro B, ho imparato ad apprezzare la metro B. La metro a Roma è un po' come un teletrasporto che ti porta da un punto all'altro di questa città, però un teletrasporto pensato da un ritardato, perché... per portarti da un punto all'altro della città ci mette lo stesso tempo che ci metteresti a piedi e con le stesse condizioni atmosferiche che ci sono se te la faresti a piedi, cioè se fuori piove in metro piove, non so com'è possibile, se fuori fa caldo in metro fa caldissimo, se fuori è una bella giornata
la metro è chiusa quel giorno, andiamo tutti al parco, questa è così, no? Io ho vissuto a Rebibbia, Rebibbia è il capolinea della metro B e io ho visto scendere tutti dalla metro B prima di Rebibbia, scendono anche i borseggiatori prima di Rebibbia, non c'è più niente, neanche per loro, non c'è più niente. Ora non si può più dire borseggiatori, ora si dice pickpocket, perché hanno fatto il rebranding anche loro. Occhio perché sono più furbi però, sono più furbi e io ho avuto un'esperienza poco tempo fa, avevo passato la carta ai tornelli, sono uscito e mi ha rincorso una persona, mi ha fatto scusa ti è caduto questo e aveva in mano il mio portafogli, io l'ho preso. C'era tutti i documenti, mancavano 70 euro in contanti che non c'erano più e erano tipo le 11 di sera, quindi eravamo le uniche persone nel raggio di 500 metri e l'ho guardato e gli ho detto scusa potresti ridarmi anche i soldi per favore? E lui mi ha risposto no. E io gli ho detto ok, grazie, l'ho ringraziato per avermi almeno lasciato i documenti. Così non dovevo andare al comune a rifare. Applauso alla gentilezza. Comunque, 70 euro per non tornare al comune a rifare i documenti. Bravo tu, cioè è un bel servizio, bravo tu. E lui si è girato, stava andando via, io ho detto scusa, ti stai dimenticando questo? E ho tirato fuori il mio bancomat, perché comunque è un documento ma ci sono dei soldi dentro. Quindi. E lì mi ha risposto potresti darmi anche il PIN per favore? E io gli ho detto no. E lui ha fatto ok, lo troverò sul tuo iPhone, credo dovresti averlo salvato qui da qualche parte. E io gli ho detto potresti ridarmi il mio iPhone per favore? E lui fa certo, tieni. Sono furbi pickpocket, quindi occhio quando li incontrate, sono scaltre, fanno queste cose. Anch'io come Chiara ho usato le app di incontri, ho usato Tinder su un altro telefono, ho dovuto comprare un telefono per usare Tinder. Non so usare le app di incontri, ho fatto match con una ragazza, ci convivo da 6 anni. Non è così che si usa Tinder, vero? Perché poi ho dovuto disinstallare l'app, non è così che si usa Tinder. Sono in una relazione da 6 anni, convivo, sono cambiate tante cose nel corso della relazione. Una in particolare sono i preliminari. All'inizio della relazione io ci tenevo tantissimo a dare piacere all'altra persona e non volevo niente in cambio, volevo solo regalare piacere all'altra persona. Quando l'altra persona veniva e io no, era una sensazione fantastica, mi faceva sentire come un re misericordioso. Quando chiedevo all'altra persona sei venuta? Io no, ma... Non ti preoccupare, questo è quello che faccio, elargisco piacere, io sono solo un servo della dea Afrodite, questo è quello che mi piace fare. Vai pure a rinfrescarti in uno dei miei bagni. Un bagno, in fondo a sinistra c'è un bagno in questa casa. Adesso conviviamo, ci tengo comunque a dare piacere all'altra persona, ma entrambi adesso quando ci giriamo sul nostro lato del letto abbiamo un pallottoliere su cui teniamo conto di tutti gli orgasmi, no? E a fine anno presenti la dichiarazione, fai amore, non so se torna anche a te, ma io avanzo di 7 orgasmi, non so se ti torna. Preferirei che tu non me li pagassi in natura, ti do il mio IBAN se vuoi. Sono 7 orgasmi, quindi sono 6,99 €. Questo è quanto è quotato un mio orgasmo sul mercato del sesso. Questo è quanto è quotato un mio orgasmo. Il sesso cambia in una relazione, ci sono delle volte in cui niente lascia presagire che ci sarà del sesso quella sera in casa. A volte noi ci sediamo sul divano per guardare Netflix e vogliamo davvero solo guardare Netflix. Poi scorri i titoli per 40 minuti, non trovi niente che ti convinca e inizi a leccarti i genitali. Questo è diventato il sesso nella mia relazione. A volte al contrario tutto lascia pensare che ci sarà del sesso quella sera. Entriamo a casa un po' brilli, serata di fine estate, con la pelle salata, iniziamo a baciarci. Poi a uno dei due scappa una scoreggia
e non ci sarà del sesso. Quella sera non ci sarà del sesso per molto tempo. Un mio amico mi ha detto: ma perché non aprite? E io ho detto: siamo una giovane coppia di sinistra, siamo apertissimi, siamo abbonati a Internazionale. Lui ha detto: no, perché non scopate con altri? Non così di sinistra, non quel tipo di comunismo, in effetti non ci avevo pensato. Ora, perdonate l'ignoranza, ma io non so come funzionano le coppie aperte, però da quello che ho capito c'è una persona che vuole aprire la relazione, perché sa già la persona con la quale vuole andare a letto, e lo fa. Brava lei, bravo lui. E poi c'è un'altra persona che all'inizio è più titubante, però poi inizia a frequentare un'orgia d'anzio. E quindi la prima persona prova a tornare indietro, no? Prova a richiudere la relazione, però non è così facile. Una volta che l'hai aperta non è così facile chiuderla. È tipo le tenda quechua 2 seconds. Non so, che per aprirla basta lanciarla in aria. Poi per chiuderla servono 2 persone che ci girano intorno e fanno... Non si chiude, ma sai perché non si chiude? C'è qualcuno che ci sta scopando dentro, ecco perché non si chiude questa tenda. Poi dovremmo tornare sulle app di dating, per trovare una terza persona. Io prima ho detto Tinder perché quella che usavo io anni fa, adesso sono uscite tantissime app di dating per trovare persone sempre più specifiche, per cercare esattamente quello che vuoi. Ce n'è anche una per cercare esclusivamente metrosessuali di Milano vestiti come in The Wolf of Wall Street, che si chiama LinkedIn. Io non l'ho mai usata, credo sarà per quello. E ogni appuntamento che fai su Tinder, conosci una persona, sulle app di incontri, conosci una persona che altrimenti non avresti mai incontrato, perché magari frequentate giri diversi, avete interessi diversi. E spesso c'è un motivo se tu e quella persona non vi sareste mai dovuti incontrare. Spesso c'è un motivo. Vi trovate un appuntamento con una persona e questo è ogni primo appuntamento su un'app di incontri. Sì, sono io. Sono Pasquale, piacere. Sì. Ariete, sono Ariete, sì. Non ricordo a che ora sono nato. Un orario tra le 3 e le 5, non lo so, devo chiedere a mia madre. Cosa faccio? Io faccio il comico. Non ti posso fare una battuta adesso. Aspetta, mi dai il tuo iPhone? No, aspetta, serve una lunga premessa perché la battuta. Tu cosa fai piuttosto? Dimmi tu cosa fai, cosa... Studi, incredibile. E cosa studi? Ok. Oh. Beh. Crazy. Va bene, andiamo da te. Perfetto, andiamo da te. Preservativo ce l'ho. Eccolo qua. Certo, no, non è scaduto, perché mai dovrebbe... Vai, possiamo... Come dici, ti piace parlare durante il sesso? Certo, come... C'è il gatto. Quello è il tuo coinquilino. Devo parlare anch'io? Sono venuto da 4 minuti, non so, questo è ogni appuntamento su Tinder. Io vi ringrazio, vi chiedo un forte applauso per il prossimo comico, Lorenzo Siciliano. Grazie.
Pasquale Corati, continuate, di più. Sera. Ciao. Allora, sentite che mi è successo l'altro giorno. Allora, volevo donare sangue. Allora apro il computer, vado sul sito dell'Avis e leggo subito che non può donare sangue se soffri di alcolismo cronico o se usi sostanze stupefacenti. Chiudo il computer, dico non so cazzi che mi riguardano. Ma non contento, poi faccio una canna, mi vengono un po' di domande e riapro il computer. E pensate che leggo che non puoi donare il sangue nemmeno se hai fatto un tatuaggio negli ultimi 4 mesi, se stai in gravidanza, se stai allergia, se hai fatto un puzzing negli ultimi 4 mesi, se c'è il ciclo. Senti mostro, ma vuoi sto sangue o no? Hai fatto un chioppo colossale sulla puntina, c'è 3 piastrine in corpo, stai a cagare cazzo. Sapete, ieri mi sono fatta la bomba mentre mi vedevi i Griffin. Ma via sto sangue, stronzo. E quindi niente, come avete capito, donazioni del sangue ne posso fare. Ho detto vabbè, faccio le donazioni normali. E per un periodo l'ho anche fatte su GoFundMe. Donavo per le cure del piccolo Brian. Certo, fino alla scoperta di PokerStar, che non è che il conto mi si ricarica col sorriso sul volto del piccolo Brian. Io devo bettare, amore. Sì. Poi se Cancellieri fa doppietta te porto pure a Disneyland, che cazzo mi frega. Oh, il primo Buzz Lightyear arte parcheggio mi vado a giocare tutti i soldi. Oh no? Di sicuro non gli comprerei il saltafila a Disneyland. Vogliamo parlare del concetto di saltafila, ragazzi? È una cosa orribile. 1, perché non me lo posso permettere. 2, perché comunque che messaggio vai a dare ai ragazzini? Cioè, gli stai a dire a un ragazzino che il suo tempo vale più di quello di un altro bambino perché suo padre ha più soldi di spendere dall'altro ragazzino. 3, ho rosicato te sbraco tutto il cast di Frozen. Una cinquina era pure a Roscio che fa Ratatouille, non so se ce l'avete presente. Troppo stupido, vi giuro. E Roscio di Ratatouille. Il problema è che mi danno fastidio i privilegi dovuti al denaro, no? E non è perché la carriera va da 0 a 0 al momento, questo non c'entra niente, la mia carriera va anche bene. Considerate l'anno prossimo già mi vorrebbero portare in tour, mi ci vuole portare Paolo Ruffini. La signora mi guarda come per dire, ma mica sei down, ma manco sveglio, signore, manco sveglio. No, non sta andando benissimo, però con calma, no? Poi c'è Comedy Clash, che è una bella situazioncina che abbiamo qui stasera, no? Poi c'è sta Brian che mette i video, qualche volta vanno virali. Ecco, questo non è sempre positivo. Allora c'ho sto video virale che dico che mi piace la Lazio e Erduce. E sto fischiello, vi giuro, mi scrive: sei simpatico, sei della Lazio, te lo ciuccerei, sei perfetto. Allora, uno, per te, questo è il criterio? Simpatico e laziale? Va in curva nord e io ciuccio a tutti. Se non ti menano prima. C'è sto rischio. Poi, martedì per te va bene? No, in realtà mi ha fatto rosicare sto fischiello, se vedevo dire la verità. Che come cazzo ti permetti? Te lo ciuccerei. Non è una questione omofoba, ragazzi, anzi, quando carichiamo sto video invito le ragazze a fare lo stesso. O mettiamo sto video, Gli fate un applauso a Brian, per favore? L'organizzatore della serata? Questo era il mio rinnovo a Comedy Clash. No, che vi ho detto, ultimamente, l'ultimo anno penso che ho fatto ride come un aperitivo con Saviano. Che mo immagino tipo così. Mi stai a fatto coglioni, Roberto. Vuoi sconfiggere la mafia? C'è la grinta del termosifone, ma come pensi che può funzionare sta cosa? E niente. Non so che mi è successo nell'ultimo periodo, però ho avuto un po' un crollo nella stand-up, no? Mi sento tipo Cassano quando ha scoperto la Nutella. Mo' io mi sono immaginato questa conversazione, non so se sia andata realmente così, però dico, Florentino Perez, il presidente di Real Madrid, entra negli spogliatoi, vede, gli fa, senti, gran coglionazzo, vieni un attimo. Gli fa, innanzitutto,
pari baby Yoda pugliese, non si capisce un cazzo di quello che dici. Mi fa, poi sei consapevole che se non ci avessi i piedi lavoravi dentro una SNAI a Bari Vecchia? Dice, ti sto chiedendo semplicemente la cortesia, metti un po' di lattuga nel piatto, no? Che ti sto chiedendo? E lui gli fa, sì, ti pare che stasera mi sparo 6 panne cotte e me vedo Piamedeo? E ragazzi, questo era il mio tempo, vi ringrazio, un applauso. Richiamo sul palco l'MC della serata, di più. Tiziano La Bella. Piccolo. Ancora per Lorenzo Siciliano! Ragazzi, come sta andando? Vi state divertiti? Ok, perfetto, avete capito che tutti quanti scherziamo, no? Cioè, abbiamo stronzeggiato un po' con tutti oggi, però alla fine l'unico scopo è far verite, no? Oggi pure, insomma, Lorenzo ha appena parlato di argomenti un po' così, un po' di parole, sapete che noi dobbiamo stare attenti a tutti gli argomenti di cui parliamo, alle parole, che usiamo, sapete che oggi qualcuno l'ha detto pure, però in teoria non si potrebbe di più la parola ritardato, sapete, non si possono più chiamare ritardati, adesso devi dire tiktokers, però devi stare un po' attento. L'importante è che stiamo attenti, ok? Però ragazzi, qui a Comedy Clash ci piace insomma finire, sapete che tutti, cioè diamo sempre un'opportunità insomma anche alle nuove leve, no? Della stand-up comedy, ci piace insomma, e quindi volevamo chiudere questa sera, oggi proprio questa di maggio, la volevamo chiudere dando un'opportunità a una ragazza che ha appena cominciato, quindi vi chiedo gentilmente di non fare foto né video perché proibiamolo oggi adesso, no? Quindi perché è la prima volta che sta sul palco, perché così pare brutto, quindi però diamole comunque tanto calore perché è una comica che sta cominciando adesso nella scena italiana, ce l'abbiamo sto calore per sta ragazza che sta per cominciare per la prima volta?